mi aiutarono ad uscire. Presidente, ha capito chi siamo? Ho capito chi siete, risposi. Mi invitarono ad entrare nella cella che avevano costruito per me, dietro alla libreria, una cella larga 90 centimetri e lunga 2 metri. Gli fu chiesto di togliersi il completo scuro che indossava e mettere quello che avrebbe trovato sul letto. Non oppose resistenza, non alzò la voce né si lamentò. Giovedì 16 marzo 1978. Nel cielo, come aveva previsto il meteorologo, c'è appena qualche nuvola. Alle 10:10 qualcuno telefona al centralino dell'agenzia ANSA per dettare un messaggio. Questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Moro ed eliminato alle sue guardie del corpo teste di cuoio di Cossiga, brigate rosse. Pochi minuti e la notizia corre veloce. In milioni di case le radio e le televisioni sono accese, anche in casa Moro. Nella mia casa la politica è sempre rimasta fuori dalla porta. Nell'attico di via del Forte Trionfale non veniva quasi mai nessuno degli esponenti di spicco della Democrazia Cristiana. Ora invece piombano tutti lì. Mia figlia Agnese scruta una a una quelle persone, osserva il mondo di papà, un mondo rimasto sempre lontano e che ora improvvisamente irrompe dentro casa, tra grisaglie, cordogli e interrogativi senza risposte. Perché questo, intuisce Agnese? Loro, i politici, appaiono traumatizzati, increduli, confusi quanto lei. Sono sconcertati, aspettano notizie. Appena usciti di là, torneranno a ragionare in termini politici della situazione. Per Agnese, invece, i pensieri ora sono altri, angosciosi, insistenti. Dove sarà, papà? L'ho salutato appena qualche ora fa, sembrava una mattina come tutte le altre, quel 16 marzo 1978. Adesso invece non sa nemmeno se è vivo, oppure se è rimasto ferito nella sparatoria. E se è ferito, sono in grado di curarlo? E le medicine? Lui prende sempre delle medicine, ha sempre con sé la borsa dei farmaci. Glieli daranno? E come lo trattano? Gli faranno del male? E come si troverà nel luogo dove lo hanno rinchiuso? Delle brigate rosse, dell'assalto al cuore dello Stato. Ad Agnese in questo momento importa poco. Ora le interesserebbe sapere se un uomo di 61 anni come papà, sempre attento e geloso della sua riservatezza, è in grado di affrontare una situazione così imprevista e drammatica. Avranno rispetto di lui? Si chiede questo Agnese Moro, ripensando al padre che pure in spiaggia porta giacca e cravatta per riguardo a sé e al paese che sente di rappresentare anche nella sua vita privata. Ora quest'uomo così schivo, riservato, ha a che fare con dei terroristi che non hanno esitato a sterminare quei poveri uomini della scorta. Che cosa starà dicendo loro? E saranno comprensivi almeno delle sue esigenze più intime.